Furti, scippi e rapine a Treviso. Il governo annuncia la stretta anticipando alcune misure dei decreti sicurezza, pene più pesanti per i ladri, querele semplificate, flagranza di reato differita fino a 18 ore. E caccia allo scippatore che sabato pomeriggio ha strappato la borsa a un'anziana che passeggiava in pescheria. La donna è caduta e ha sbattuto la testa, intanto cresce la polemica sulla sicurezza in città. Resta in carcere il 33enne inglese fermato con l'accusa di essere l'assassino di Gloria De Lazzari. L'udienza stamattina di Convalida. Anziano di Quinto denuncia ai carabinieri di essere stato aggredito da un corriere con cui aveva avuto una discussione per un pacco danneggiato. Il 79enne afferrato al collo e spinto a terra. È un caso la presenza della polizia antimmigrazione americana alle Olimpiadi. Per il governatore lombardo conferma, poi frena, il ministero smentisce, Salvini taglia corto. Qui si rispettano le leggi italiane. In regione primo tavolo sulla sburocratizzazione che alle imprese venete costa 10 miliardi l'anno, al vaglio un portale unico per gli incentivi, annuncia l'assessore allo sviluppo economico Bitonci. Castelfranco, abbandono selvaggio di rifiuti nel capoluogo e a Salvarosa, madre e figlia denunciate dalla polizia locale, per tutte e due è scattata oltre alla denuncia una sanzione da 4.500 euro. Ultimi giorni di Stefano Marcon come presidente della provincia di Treviso. Domenica l'elezione del suo successore, il bilancio di quasi 10 anni di mandato iniziato come commissario liquidatore. Olimpiadi e infrastrutture, sfilata di autorità per le varianti stradali di Tai e Valle di Cadore. Per il governo è la vittoria del sì, intanto prosegue il viaggio della fiamma olimpica, attesa a minuti a Cortina d'Ampezzo. Buonasera e bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E dunque prima di incominciare con i servizi che abbiamo, li avete sentiti dai titoli, tanta cronaca e non solo questa sera, andiamo al sondaggio che vi sottoponiamo in vista di Ring. Il tema è di stretta attualità, fa discutere la mozione che il consigliere regionale della Lega Stefano Valdegamberi vuole presentare perché la regione chiede al Ministero della Salute di rendere la carne di nutria idonea al consumo umano e commercializzata. E allora vi chiediamo, nutria a tavola va commercializzata secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. State già chiamando in tanti e poi vedremo questa sera naturalmente quale discussione scaturirà da questo tema. Andiamo dunque all'attualità. Furti, scippi e rapine a Treviso. Il governo annuncia la stretta anticipando alcune misure dei decreti sicurezza, pene più pesanti per i ladri, querele semplificate, flagranza di reato differita, adesso sentiremo che significa, fino a 18 ore. L'annuncio questa mattina a Santa Caterina durante il convegno promosso da Furti in Corso. Aumentando la pena nel minimo edittale consentiamo quindi di evitare di ottenere troppi sconti che sostanzialmente ti impediscono poi di andare in carcere. Ecco, in questo modo, con questo nuovo strumento, diamo una risposta anche in maniera netta a chi decide di venire al nostro paese magari per fare certe cose. Un messaggio quindi ai ladri trasfertisti e alle bande specializzate, protagonisti per buona parte dell'escalation che si sta registrando sui territori. Eccola la stretta del governo contro chi entra nelle case e nei negozi, una serie di misure che Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, anticipa davanti al popolo di Furti in Corso, l'associazione che da quasi 10 anni si occupa di sicurezza condivisa. A Santa Caterina, a Treviso, ci sono anche sindaci, Mario Conti in testa, prefetto, i vertici delle forze dell'ordine. Sullo sfondo i decreti sicurezza in cantiere, dove si prevede un ritorno alla procedibilità d'ufficio, in altri termini il superamento della riforma Cartabia. In materia di furti aggravati, quindi anche i borseggi, non ci sarà più bisogno della querela. I cittadini quindi saranno in qualche modo meno oberati. E ancora si prevede la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per chi si difende in casa e a proposito di indagini si allargano le maglie per gli inquirenti. Il colpevole potrà anche essere arrestato in flagranza differita cosiddetta, cioè entro le 48 ore da domani le forze dell'ordine potranno, attraverso gli strumenti tecnologici,
trovare le immagini, individuare il soggetto e arrestarlo. L'obiettivo immediato è quello di invertire una tendenza, quella di non denunciare. Christian Demma, presidente di Furto in Corso, lo chiama sommerso. Entra nello specifico in rappresentanza dei commercianti del centro Nicoletta Piovesan di Veneto Imprese Unite. Perché poi noi altri non solo subiamo il danno, ma anche la mancanza di lavoro successiva. La gente ha paura e non viene più nei negozi, nei centri storici, hanno paura di frequentare determinate vie. Non è una percezione, è una realtà. Di fronte agli impegni dell'esecutivo, a questo punto sono diversi i nodi al fazzoletto. Praticamente quasi tutto quello che si chiedeva, no? Quindi soddisfatti a dir poco. Ovviamente poi sentire le parole del senatore che si è sulla stessa lunghezza d'onda anche di quello che vogliono i cittadini fa sempre ben sperare, fa stare un po' più sereni. Non è che da stasera è tutto risolto, ma già che ci sia l'idea di andare avanti e proseguire con un iter, tante cose insomma. Daspo dei sindaci, zona rossa temperata, un numero unico antibulli. Queste alcune delle proposte lanciate dall'avvocato Fabio Crea, consulente dell'associazione Furti in Corso. In sala anche il sindaco Mario Conte, che auspica una svolta culturale. Tra lui e Crea non manca qualche stoccata a distanza. Consentire ai sindaci di emanare le ordinanze di allontanamento che oggi sono invece di competenza del questore, secondo l'articolo 10 del decreto Minniti. Quindi il DASPO ai sindaci. Il DASPO dei sindaci, sì. È questa una delle proposte che l'avvocato Fabio Crea avanza nel giorno in cui l'associazione Furti in Corso chiama a raccolta autorità e cittadini a Santa Caterina. Per il legale trevigiano, esponente di Fratelli d'Italia, sicurezza pubblica e sicurezza urbana vanno affrontate ciascuna con strumenti specifici. Tutte le amministrazioni locali possono fare di più. Le amministrazioni locali, attraverso il loro organo di polizia, che è la polizia locale, sono i principali strumenti di presidio territoriale. Presidio che può essere potenziato, dice l'avvocato, creando delle alternative alle zone rosse che per loro natura non possono diventare permanenti. Insomma, Crea lancia quelle che potremmo definire zone rosse temperate, con i sindaci che avrebbero già voce in capitolo. Bisogna agire con presidi interforze o preferibilmente con la polizia locale, che attraverso un monitoraggio anche tra dei sistemi di videosorveglianza possono essere immediatamente operativi. C'è chi in queste parole anche in sala ha visto una stoccata al sindaco Mario Conte, con cui i rapporti proprio sul fronte della sicurezza da tempo non sono idilliaci. In realtà la zona rossa è in capo alla prefettura, nei comitati ordine e sicurezza si discute, si portano le tematiche al tavolo dei professionisti della sicurezza e quindi noi la nostra parte l'abbiamo fatta. La zona rossa, l'istituzione delle zone rosse ha delle regole ben precise, l'avvocato Crea lo sa, però evidentemente cerca sempre di punzecchiare le amministrazioni locali che stanno facendo un grande lavoro, mettono a disposizione e a supporto le polizie locali. Polizie locali, dice Conte, che hanno bisogno di risorse economiche, molto a livello governativo si è fatto, ma la strada resta lunga. E c'è la percezione di insicurezza e da parte di chi delinque la percezione di impunità. Quindi noi dobbiamo invertire questa tendenza, questa mentalità, dobbiamo lavorare anche sotto gli aspetti culturali, perché soprattutto quando parliamo di disagio e violenza giovanile dobbiamo partire dalla radice, no, del problema. Collegato ovviamente il tema baby gang, con il sottosegretario Ostellari che ha annunciato ammonimenti più facili per i ragazzi tra i 12 e i 14 anni da parte della questura, un modo anche per responsabilizzare i genitori e sanzionarli nel caso in cui non intervengano. Anche qui da Crea una proposta: l'istituzione di un numero unico antibulli, come avviene già per la violenza di genere. Può essere uno strumento utile perché è di immediato contatto con le forze dell'ordine. A Santa Caterina, tra il pubblico, c'è anche Daniele Pellicciardi, il figlio dei coniugi massacrati a Gorgo al Monticano nel 2007, quando a Villa Durante andò in scena forse la pagina più nera della storia recente criminale trevigiana. Bisogna dare una risposta alle persone sono stanche anche della politica, cioè il fatto che non vadano più a votare perché c'è questa poca credibilità in quello che dicono, ma invece questo appunto sono venuto qua anche oggi per ascoltare, perché quello che dicono devono fare e sono sicuro che lo faranno, insomma.
A Treviso è caccia allo scippatore che sabato pomeriggio ha strappato la borsa a un'anziana che passeggiava in pescheria. La donna è caduta e ha sbattuto la testa. Intanto cresce la polemica sulla sicurezza in città. Scippata della borsetta mentre passeggia in pescheria, anziana cade e batte la testa su un blocco di cemento. Ancora violenza in centro a Treviso, l'ennesimo episodio sabato pomeriggio all'imbrunire. La donna, 89 anni, all'altezza dell'incrocio tra via San Parisio e via Pescheria, è stata avvicinata da un giovane che, arrivato alle spalle dell'anziana, le ha strappato la borsetta. Colta di sorpresa, la signora, forse per lo spintone, forse per cercare di impedire lo scippo, ha perso l'equilibrio ed è caduta sbattendo il capo proprio sul blocco posto in mezzo alla carreggiata per impedire l'accesso alle auto in via Pescheria. Mentre il ladro si è dileguato scappando in direzione piazza San Francesco, la signora è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. L'anziana è stata portata in pronto soccorso e medicata. La prognosi è di 5 giorni. Sull'episodio indaga la polizia. Al vaglio le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Intanto l'episodio di pomeriggio e in un'area così centrale alimenta l'insicurezza e cresce la rabbia anche tra i banchi della pescheria. Noi qua chiudiamo alle 2, andiamo via e dalle 2 in poi qua diciamo che c'è il macello, il delirio. La mattina io vengo qua, trovo di tutto di più, bottiglie di birra, anche siringhe ho trovato. E mi tocca spendere 20 minuti, mezz'ora per pulire tutto. Ci sono i vicini qua che mi chiamano il pomeriggio e mi dicono guarda che c'è gente che fa casino, vieni qua. I vigili vengono qua, non possono fare niente, cioè un giorno mi girano, veramente vengo qua e faccio io di mio, insomma. Mia zia l'altro giorno è passata qua il pomeriggio e ha detto potete non sporcare, cioè non gli ha detto andate via perché erano in tanti. Sti qua l'hanno quasi aggredita, quindi non mi sorprende che una signora sia stata aggredita, derubata qua. Da uno scippo a l'ennesimo furto nella notte a Crocetta del Montello, un ladro utilizza un'auto rubata per portar via un furgone da lavoro. L'appello sui social aiuta a ritrovare il mezzo. Ho sentito dalla camera mettere in moto il furgone e ho aperto le finestre della camera e il furgone era già partito. Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno nel cuore della notte. Quello avvenuto a Crocetta del Montello non è stato un furto qualunque, ma un'azione doppia. Il ladro ha utilizzato un'auto rubata come mezzo d'appoggio per portare via un furgone da lavoro. Sono arrivati qui con una Toyota Yaris rubata a 1,5 chilometri di distanza dalla mia abitazione. E l'hanno lasciata qui? L'hanno lasciata qui e sono partiti con il furgone. Il ladro è entrato nel giardino dell'azienda agricola Nonna Maria. È stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza, un'azione rapida e silenziosa che in pochi istanti ha lasciato solo sconcerto. Ad agire, dalle immagini, sarebbe stata una sola persona, anche se non si esclude la presenza di eventuali complici. Subito, dopo l'allarme, i carabinieri sono intervenuti per i rilievi e per raccogliere la denuncia. Nel furgone rubato anche gli strumenti fondamentali per il lavoro quotidiano, attrezzature per l'apicoltura, per la potatura del vigneto, indispensabili per mandare avanti l'azienda. Un furto che rischiava di bloccare almeno in parte l'attività agricola. Poi il colpo di scena, l'appello lanciato sui social corre veloce e trova risposta. Una segnalazione porta al ritrovamento del furgone. È stato ritrovato tramite i social e il passaparola in una zona industriale di Cendrole di Riese Pio X. Il contenuto del furgone, dopo un'ora ci ha chiamato un signore di Mussolente che l'ha ritrovato lungo la strada, tutto sano ed integro. Un finale inatteso che trasforma un furto in una storia di solidarietà. Poteva andare molto peggio, racconta il titolare Mattia Gallina. Non avrei mai pensato a una risposta così grande da parte delle persone. Volevo ringraziare tutti quanti hanno condiviso il nostro annuncio su Facebook, Instagram, il passaparola, che ci è stato davvero di grande aiuto. Indagini ancora in corso, ma resta la soddisfazione per un danno evitato e per la solidarietà delle persone che questa volta sono riuscite a fare la differenza. Hanno rotto il cancello di casa per aprirlo, il motore, ma in tutto è andato bene. E ora il delitto di Gloria De Lazzari, la 45enne di Musestre di Roncade, trovata morta a Manchester lunedì scorso. Rimane in carcere il 33enne inglese fermato con l'accusa di essere l'assassino. Stamane l'udienza nella quale il giudice ha negato la libertà su cauzione. Resta ancora il mistero su modalità e movente del delitto.
Non si è presentato in aula e resta in carcere James Morton, il 33enne inglese, da oggi formalmente imputato per l'omicidio di Gloria De Lazzari, la 45enne di Roncade, trovata morta una settimana fa in un appartamento a Bolton, sobborgo di Manchester. Un'udienza breve nella quale è stata negata la libertà su cauzione e sono state calendarizzate le tappe dell'iter previste dal sistema giudiziario inglese. Il 13 aprile l'udienza per la formalizzazione della dichiarazione dell'indagato, che potrà dichiararsi colpevole o innocente. Se Morton si dichiarerà colpevole si andrà direttamente a sentenza e l'imputato godrà dello sconto di 1/3 della pena. Se si dichiarerà innocente si andrà a processo, che è già stato fissato per il 20 luglio. Non si conoscono ancora i riscontri dell'autopsia sul corpo di Gloria. Notizie che arrivano dall'Inghilterra e non chiariscono ancora cosa sia accaduto alla 45enne e perché. Sull'intera vicenda resta una cappa di mistero accentuata dal riservo istruttorio delle autorità inglesi. A Roncade, intanto paese d'origine di Gloria De Lazzari e dove a Musestre abita la mamma, si continua a chiedere chiarezza e giustizia. Gloria viveva da diversi anni in Inghilterra, dove lavorava come addetta alle consegne a domicilio di ristoranti e pizzerie. Era una donna molto generosa e ben voluta dai diversi amici, racconta la mamma, ed il giorno dell'omicidio sono stati proprio gli amici a chiamare la polizia dopo che non riuscivano da ore a mettersi in contatto con lei. Ieri pomeriggio si è allontanata da casa e non è più rientrata. Sono ore di angoscia nervosa della battaglia per la scomparsa di Chiara D'Alto, 28 anni, è alta circa 1,65 m, di corporatura media, capelli lunghi castano scuro, occhi scuri, indossa, come vedete, occhiali da vista. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloni in velluto di colore verde scuro, giacca marrone con cappuccio con pelliccia e stivali marroncini. Chiunque avvisti l'interessato possa naturalmente riferire informazioni utili ai fini delle ricerche è pregato di contattare il 112. E ora un caso che arriva da Quinto di Treviso, un rimprovero, poi la violenza. Un 79enne sarebbe stato aggredito da un corriere durante la consegna di un pacco. Il figlio racconta l'accaduto senza mostrarsi per tutelare il padre, che è un soggetto fragile. Indagano i carabinieri. Io voglio raccontare cosa è successo il sabato verso le 11:30 per una normalissima consegna di un pacco postale. Non si fa vedere in volto, parla a nome del padre, lo fa per proteggerlo. È il figlio di un anziano 79enne a raccontare quanto sarebbe accaduto sabato mattina alle 11:30 a Quinto di Treviso. Una consegna di un pacco postale che, secondo la famiglia, si sarebbe trasformata in un'aggressione. Suonano alla porta, mio padre che era a casa si avvicina e vede che questo dipendente delle poste ha lanciato il pacco in giardino. L'anziano esce e lo rimprovera. Da lì nasce una discussione che, sempre secondo il suo racconto, degenera rapidamente. Questo si è messo a bestemmiare dicendo che loro non hanno tempo da perdere, è il loro modo, se non risponde subito qualcuno loro lanciano all'interno. E gli ha detto: allora guarda, se è così allora io non lo voglio, tanto più che è danneggiato. Non avesse mai detto questo, è uscito inviperito, praticamente l'ha preso per il collo e l'ha spinto verso la recinzione, che poi lui è caduto. Il 79enne, malato oncologico e cardiopatico, finisce in ospedale. 5 giorni di prognosi per escoriazioni, evidenti segni sul collo. Sta meglio, ma è profondamente provato, soprattutto a livello morale e psicologico. A interrompere la violenza sono le urla della moglie e di una signora che, allarmata, decide di intervenire. Redarguisce il corriere, che infastidito decide di allontanarsi sgommando. Salito in macchina, come un pazzo è partito, e se non si sposta in tempo anche questa parrucchiera rischiava di essere investita. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che ora indagano. Il corriere, di circa 35 anni, al momento non è stato identificato. Poste Italiane, contattata, esprime rammarico e si scusa, precisando che il servizio di consegna è esternalizzato. E mio padre è ancora provato, sì. Poteva finire molto peggio. Comunque io posso dire che il 99% che siano dipendenti delle poste o anche altri corrieri sono brave persone che sanno fare il loro lavoro. Una vicenda che fa arrabbiare familiari e residenti. Un anziano fragile aggredito davanti alla propria casa per un pacco lanciato oltre il cancello.
Liste d'attesa e rispetto dei tempi delle prescrizioni, corretto impiego dei gettonisti, conflitto tra libera professione e incarichi pubblici. Di questo e molto altro ancora si sono occupati i carabinieri del NAS di Treviso nel corso del 2025. Il bilancio dell'anno dei controlli nelle strutture sanitarie e nelle farmacie della Marca trevigiana registra controlli in 405 strutture sanitarie, 20 denunciati, 92 sanzioni erogate. Tra i casi trattati l'importazione abusiva di farmaci da parte di bodybuilder e ancora il furto di medicinali alla farmacia del Cafoncello, la denuncia all'operatore sociosanitario di Vittorio Veneto che maltrattava gli ospiti della RSA in cui lavorava, fatti di cronaca che vi abbiamo raccontato nel corso dell'anno, e ancora un infermiere quarantenne nei guai perché oltre a lavorare in ospedale operava anche in una casa di riposo. Controlli anche in campo farmaceutico, 170 le ispezioni in tutto il Veneto, in totale tra ambito sanitario e farmaceutico elevate sanzioni per 258.000 euro e ritirati farmaci dal mercato per altri 16.000 euro. Hanno abbandonato diversi sacchi di rifiuti a Salvatronda e in via Piazza a Castelfranco, madre e figlia denunciate dalla polizia locale. Le due donne, entrambe residenti a Castelfranco, si sono accusate a vicenda dell'abbandono. Per tutte e due è scattata, oltre alla denuncia, una maxi sanzione. Dovranno pagare 4.500 euro ciascuna. E questo non è l'unico caso di ecovandali individuati e multati dalla polizia locale castellana. Nei guai una donna che ha lasciato dei sacchi di immondizia in via Piazza e un uomo che in più occasioni a bordo di un furgone ha abbandonato sacchi di rifiuti in zona industriale. Quest'ultimo, oltre alla multa salata, rischia il ritiro della patente e il sequestro del mezzo utilizzato per commettere il reato. Allora, tra non molto dovremmo andare in diretta da Cortina d'Ampezzo, dalla nostra Tiziana Bolognani che è con Stefano Bozzi, perché si sta attendendo l'arrivo della fiaccola olimpica in una delle due città che ospita i giochi invernali di Milano Cortina. Ma prima andiamo a quello che è diventato ormai un caso, la presenza della polizia anti-immigrazione americana proprio alle Olimpiadi. Sembra non gradire interferenze il presidente del Veneto Alberto Stefani. Per Matteo Salvini i paesi stranieri possono garantire la sicurezza dei loro rappresentanti, ma qua si rispettano, dice, le leggi italiane. Salvini che poi parla del futuro di Zaia e di Vannacci. Sono orgoglioso del lavoro che le nostre forze dell'ordine, i nostri militari, polizia e carabinieri fanno per la sicurezza degli italiani e saranno operativi per le Olimpiadi. Se poi altri paesi stranieri di qualunque parte del mondo per proteggere i loro atleti o i loro rappresentanti porteranno le loro forze dell'ordine, qua si rispettano le leggi italiane, comunque non ho nessun tipo di problema, nessun tipo di preoccupazione, ma qua c'è gente che si è lamentata perché per fare la pista di bob abbiamo tagliato un po' di alberi quando ne verranno ripiantumati 10.000. Quindi di che cosa stiamo parlando? Entra a piedi uniti nella polemica di queste ore Matteo Salvini, in cadore per l'apertura delle varianti olimpiche, Olimpiadi su cui si allunga l'ombra della famigerata IC, la polizia anti-immigrazione americana protagonista delle tensioni e delle rivolte del Minnesota. La presenza di agenti scelti è di fatto un giallo. Se in mattinata Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha confermato che IC servirà a tutelare la sicurezza del vicepresidente americano Vance e del segretario di Stato Rubio presenti all'evento, poche ore dopo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero ha smentito ogni coinvolgimento a stelle e strisce, non c'è alcun accordo sottoscritto. Nel frattempo Luana Zanella, capogruppo AVS alla Camera, torna a chiedere al ministro Piantedosi di riferire in aula con urgenza. Lo stesso presidente Alberto Stefani sul punto cerca di ironizzare, ma sembra non gradire interferenze esterne. L'unico ICE che conosco, se vogliamo definirlo così, è quello di Matteo Zoppas, che permette ovviamente al nostro Veneto di poter essere protagonista nel mondo. Questo è l'unico strumento che noi dobbiamo valorizzare, tutto il resto non fa parte della nostra storia, non fa parte del nostro territorio. E tra un taglio del nastro e l'altro c'è spazio anche per occuparsi dei temi interni al partito, su tutti lo strappo che in tanti danno per imminente di Roberto Vannacci, pronto a uscire dalla Lega per fondare un suo partito. La Lega è bella perché ci sono tante anime e quindi la Lega è Zaia che è un patrimonio fondamentale, Giorgetti che fa il ministro dell'economia e Vannacci che porta il suo valore aggiunto. La Lega sono tante donne e tanti uomini diversi. Poi ripeto, se sarò qua in Veneto a commentare altri problemi della Lega e prenderò un altro 36%,
vorrà dire che va bene così. Tenere insieme i pezzi della Lega sembra essere la linea del leader, che intanto ha confermato tra i suoi vice segretari nazionali proprio Alberto Stefani, l'ex delfino diventato governatore. Eppure per quella carica alcuni si aspettavano la nomina di Luca Zaia, il cui destino, rigorosamente top secret, sembra essere stato deciso. Zaia può essere prezioso in diversi ruoli, ne ho parlato con lui, ne parlerò con lui nei prossimi giorni, abbiamo già concordato io e lui che cosa fare e certo non lo vengo a dire a voi. Intanto sono gli ultimi giorni di Stefano Marcon come presidente della provincia di Treviso. Domenica infatti verrà eletto da sindaci e consiglieri comunali il suo successore. Oggi la presentazione del bilancio di questi oltre 9 anni di mandato. Lei è partito da commissario liquidatore. Questa era la funzione data ai presidenti di provincia dal Rio, no? Poi siamo ancora qui oggi. Un ente provincia non solo non liquidato, ma che oggi vanta un avanzo di 8 milioni di euro, oltre ad un lungo elenco di opere realizzate in corso di ultimazione. E questo è il bilancio di 9 anni e mezzo di presidenza di Stefano Marcon, che lasciando il trevigiano Sant'Artemio per il veneziano Palazzo Ferrofini ha voluto riepilogare in questo video i 280 milioni di euro investiti per scuole, strade e tutela ambientale. Era impensabile quasi 10 anni fa quando mi sono insediato. Ricordo sempre che avevamo a disposizione 2 milioni di euro per fare manutenzione stradale, sfalci erba, piano neve, quindi sostanzialmente non c'era nulla. Un po' emozionato Marcon lascia con il rammarico, nonostante gli sforzi, di non aver riportato la provincia al ruolo originario. Necessario tornare a dare dignità agli enti provincia attraverso l'elezione diretta del Presidente e del suo Consiglio e con le risorse necessarie per dare risposte ai bisogni delle comunità. Obiettivo centrato invece dal vicino Friuli, con diversi malumori per i comuni veneti a confine. Se alcune funzioni che oggi vengono esercitate dalla Regione tornassero alle province, i soldi che attualmente spende la Regione li spenderebbe poi la provincia. Senza contare quanto dalla Marca arriva a Roma. Le province concorrono ancora oggi al risanamento del bilancio dello Stato per quasi 1 miliardo di euro. È vero che parte ce lo ritornano, ma per quel che concerne la provincia di Treviso, per esempio, ancora 20 milioni è il gap che va a favore dello Stato. Per questo da neo consigliere regionale Marcon continuerà la sua battaglia già nei prossimi giorni con una mozione, ma anche proponendo che la polizia provinciale torni di totale competenza del Sant'Artemio. Potrebbero occuparsi anche solo ed esclusivamente di codice della strada, sgraveremo altre forze di polizia che potrebbero dedicare le loro risorse alle altre emergenze che vedono coinvolte oggi il territorio. Al suo successore Marcon non lascia incombenze, se non quella di ricordare l'architetto del Sant'Artemio Tony Follina, recentemente scomparso. Penso che l'idea di intitolare l'auditorium a Tony Follina sia il giusto grazie che possiamo dire a un personaggio così straordinario per la provincia. E si terranno proprio giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Nervesa i funerali di Tony Follina e se scompare l'uomo, hanno ricordato oggi in molti, rimane invece la sua impronta nei luoghi della nostra quotidianità. L'epigrafe è stata pubblicata questa mattina, ma la notizia circolava già tra amici e conoscenti da domenica. L'architetto Tony Follina sarà salutato giovedì alle 15 nella parrocchiale di Nervesa, paese dove ha vissuto gran parte dei suoi 84 anni. Il mondo, ma Treviso in particolare, perde un altro autore della sua storia, come ricorda a 96 anni Giorgio Spigariol, uno dei volti della trevigianità. È stato sempre molto attivo sull'urbanistica, sulle rivoluzione dei principi di architettura, è sempre presente in tutte le manifestazioni che portavano rinnovamento alla città. Città che Follina ha vissuto sin quasi da ragazzo, facendo parte dei giovani di Via Barberia, come ricorda il professor Fassetta. Canton di 4S eravamo una cinquantina e siamo rimasti gli ultimi di Moicani e Tony Follina aveva annunciato la sua partenza diciamo un mese fa circa, quando ci siamo sentiti per l'ultima volta al telefono e come al solito con la sua estrema cortesia e sensibilità ha cercato di dirmi tante cose e a manifestare un affetto che
che la città deve riconoscergli. E tra le tante realizzazioni di una vita da professionista del bello, quelle pubbliche sono forse le migliori, sottolinea un commentatore d'eccezione per noi, quasi una guida turistica dei luoghi di Follina. Un architetto che legava sempre opere visionarie con anche le radici del passato. La sua idea era quella proprio di rendere la pescheria come se fosse un burcio. E qui invece siamo in Corte San Palisio. Questa suggestione del campiello veneziano, della corte interna. Come Treviso deve ricordare Tony Follina. Con l'intitolazione per esempio dell'auditorium di Santa Caterina. Dovremo sicuramente fare una rassegna e un'esposizione delle sue opere. Dovremo fare tante iniziative a ricordo di questo caro amico e di questo grande architetto. Questo è il ricordo. Allora noi adesso ci colleghiamo in diretta con Cortina d'Ampezzo, dove c'è la nostra Tiziana Bolognani insieme a Stefano Bozzi, perché sta arrivando la fiaccola olimpica nella città simbolo di questi giochi invernali. Tiziana? Sì Lina, qui è un po' un tana libera tutti, perché sono arrivate in massa le autorità, c'è il ministro Salvini, c'è il presidente della regione Veneto Alberto Stefani, c'è anche il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, e poi sono i rappresentanti di ANAS, di Simico, di Fondazione Milano Cortina, tanti rappresentanti dei comuni. Siamo veramente a pochissime centinaia di metri dal palco allestito in largo poste, dopodiché ci sarà anche l'appuntamento per l'inaugurazione in Corso Italia di Casa Veneto, dove si trasferiranno naturalmente tutte le autorità. Dovrebbe essere Manuela Angeli, l'atleta, la prima pattinatrice delle Olimpiadi, che si è trasferita a vivere a Cortina, a portare per gli ultimi metri la fiamma olimpica. Dopodiché l'accensione, ce l'ha rivelato proprio pochi istanti fa, spetterebbe al sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, che abbiamo visto per davvero molto emozionato. Le poste a Cortina è molto stretto, ci siamo, lo stiamo sentendo anche dallo speaker, che dall'alto riesce ad avere una visuale certamente migliore della mia. Chiedo conferma a Stefano, che sta inquadrando il fondo di Largo Poste. Ci siamo? Eccolo, ci siamo. E allora tutte le telecamere si stanno alzando, è un momento storico per Cortina, perché lo ricordiamo 30 anni fa, 5 gennaio 1956, inaugurarono Olimpiadi. Purtroppo col nostro collegamento proprio in questo momento da Cortina d'Ampezzo, vediamo se riusciamo a ripristinare il segnale, quantomeno per le immagini, regia, per cercare di vedere direttamente proprio nei momenti in cui sta accadendo l'arrivo della fiaccola olimpica nel cuore di Cortina d'Ampezzo. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con la nostra Tiziana Bolognani. Nulla, ancora non si vede niente. E allora andiamo, ecco, vediamo se c'è qualche immagine che ci arriva da Belluno. No, purtroppo sentiamo un po' di audio. Ecco, vediamo le immagini di Stefano Bozzi. 70 anni dopo era 1956. Dallo studio mi state sentendo? Sì. Sì. Se mi state sentendo, allora probabilmente, ecco, no, immagino, perché con tutta questa selva di telecamere e telefonini è davvero molto stretto, vi dicevo, largo delle poste, e quindi probabilmente ci possono essere dei problemi di segnale. La fiamma olimpica sta arrivando. Niente, il segnale purtroppo non ce la fa, non regge, probabilmente. Ecco, vediamo se riprende, se riparte.
No, il segnale si interrompe purtroppo. Vediamo. Allora, se mi sentite... È al centro del nostro villaggio olimpico itinerante. La torcia, naturalmente a Cortina ha tutto un altro significato. Cortina cuore di queste Olimpiadi insieme a Milano. Tanto che la fiamma olimpica proseguirà poi il suo cammino da qui verso il capoluogo della Lombardia. Pattinatrice artistica su ghiaccio italiana, Bruno Alberti, sciatore alpino, sciatore di velocità, e allenatore di sci La lenta avanzata verso il palco, vedete una selva di macchine fotografiche, di telecamere naturalmente per immortalare questo momento. Eccolo lì il fuoco di Olimpia che sta raggiungendo il palco di Cortina, eccolo qua. Davvero c'è una temperatura rigidissima, ma Cortina si scalda davanti a queste immagini storiche per la città, che ha già vissuto il momento olimpico e lo rivive, e inizia a riviverlo proprio con l'accensione di questo braciere. Vediamo se si ripristina questo collegamento, che fatica. Purtroppo immaginerete le condizioni in cui stiamo operando. Vediamo. Niente. Le immagini si interrompe, stavamo proprio per farvi vedere l'accensione del braciere che diceva la nostra Tiziana da parte del sindaco di Cortina d'Ampezzo. Allora, vediamo se ripartono queste immagini, se no ci ricolleghiamo poi con Cortina. Niente, immagine che si è bloccata, diamo qualche istante per vedere se riusciamo a concludere questa scena, questa immagine. Ecco. Un po' alla volta forse ce la facciamo. Vediamo se tenendo ferma l'immagine su questa accensione riusciamo a mostrarvi il momento clou. Eccolo qua, il braciere che si accende a Cortina e naturalmente possiamo immaginare il grande entusiasmo, eccolo qua, della piazza. E i tedofori che salutano. Allora regia, noi riprendiamo la linea da studio, insomma un po' alla volta ce l'abbiamo fatta anche noi con grande fatica ad avanzare verso questo palco. Noi ce ne andiamo adesso per qualche istante in pubblicità, torniamo tra poco, speriamo anche con la nostra Tiziana Bolognani, a tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, primo tavolo a Venezia voluto dall'assessore regionale Bitonci con sindacati e associazioni di categoria per dare il via a un percorso di sburocratizzazione a sostegno delle imprese. La burocrazia costa alle imprese venete 10 miliardi l'anno, semplificare è quanto mai fondamentale, soprattutto per garantire uguaglianza e facilità d'accesso a tutti. È questo l'obiettivo del primo tavolo per la sburocratizzazione istituito dalla Regione lo scorso 30 dicembre come strumento stabile di confronto e coordinamento per semplificare i procedimenti amministrativi a impatto economico. Molto potrà essere fatto cercando di eliminare tutti quanti quei portali
portali di accesso che ci sono, quindi magari un portale unico per la regione e per la pubblica amministrazione, così anche per i comuni, e coinvolgeremo anche i comuni e le province in questo progetto. Moltissimo la digitalizzazione, cioè il fatto che non si debba più inserire gli stessi dati che ci chiedono le pubbliche amministrazioni ogni volta attraverso magari l'identità digitale, quindi lo SPID, la carta d'identità elettronica. E penso che questa sia una strada da percorrere. Al tavolo hanno preso parte sindacati e associazioni di categoria. Sono state analizzate le principali criticità operative segnalate dal sistema produttivo. Da uno studio fatto dal Centro Studi di Confartigianato emerge che il 74% è il peso della burocrazia. Un peso importante, un peso che va a gravare, che per ogni impresa serve un dipendente che segua tutto quelli che sono gli incartamenti per poter lavorare. Stiamo parlando solamente per poter lavorare. Questa grave situazione per fortuna è stata affrontata dall'assessore attuale Bitonci. Speriamo che abbia una soluzione. Sappiamo le difficoltà, sappiamo che le leggi sono anche troppe, sappiamo molte situazioni che dovranno essere nel migliore dei modi risolti, soprattutto per quello che riguarda la Regione Veneto. Per noi è strategico quindi coinvolgere le parti sociali. Noi che crediamo fortemente in questa realizzazione di un patto sociale per lo sviluppo, la crescita e le tutele dei lavoratori e dei cittadini che vivono in Veneto. Le tempistiche non saranno brevi, al primo incontro ne seguiranno altri. Ci daremo degli step, dei tempi man mano, però io penso che questo tavolo debba essere strutturale, cioè non deve essere una cosa, va bene, oggi ci troviamo, poi ci ritroveremo tra 6 mesi, no. Io penso che questo tavolo vada convocato e ogni volta si verificano i passaggi e quelli che sono stati i miglioramenti su alcuni processi, quindi dopo nascerà proprio anche un reporting importante che sarà ovviamente distribuito e oggetto anche di valutazione da parte delle categorie economiche e da parte anche dei media e della stampa. 26 gennaio si celebra la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini, tante le cerimonie nella Marca ma anche in Friuli dove si sono ricordate le vittime del terremoto del 76. C'è una pagina di memoria alpina indelebile per tutte le generazioni delle Penne Nere. È il 26 gennaio del 1943 a Nikolajevka. L'atto conclusivo della tragica campagna nella steppa russa, che divenne, grazie al sacrificio di molti alpini, la conclusione della drammatica, terribile e interminabile ritirata verso la salvezza solo per alcuni. E dal 2022 è stata istituita dall'Italia la giornata della memoria e del sacrificio degli alpini, che nella Marca ha visto tutta una serie di cerimonie di commemorazione. Oltre a quelle di Giavera del Montello e di Conegliano, rappresentanze trevigiane erano presenti al Tempio di Cargnacco in quel Friuli, dove in mattinata il Presidente nazionale è presenziato alla cerimonia di Buia. Anche oggi siamo qui certamente a fare memoria, certamente a ricordare 2 avvenimenti tragici, uno di guerra, Nikolajevka, uno di un evento altrettanto tragico, un terremoto che ha colpito queste terre. Ma tutte e 2 le volte c'è stata una grande forza, una grande capacità, è stata detta e ridetta, però io la voglio ripetere, gli alpini hanno sempre risposto presente. Una giornata della memoria che gli alpini hanno testimoniato anche con la fiaccola portata dalle Penne Nere da Pieve e Valle di Cadore per un servizio alle comunità, allo Stato e alla patria che continuerà durante tutto il periodo dei Giochi Olimpici invernali. Questo cappello è un simbolo forte, forte di solidarietà e di pace. È un simbolo che noi dobbiamo portare con orgoglio e dover saper trasmettere a chi verrà dopo di noi. Lo è sempre stato, lo è anche oggi e lo voglio ricordare, perché anche oggi insieme, alpini in armi, alpini in congedo, garantiremo una nostra presenza, se volete discreta, ma anche per le Olimpiadi che fra poco cominciano. Siamo sempre presenti, non ci tiriamo mai indietro. E ora la cronaca dal Bellunese.
Erano attese da decenni, parliamo delle varianti di Tai di Cadore in comune di Pieve e di Valle di Cadore, tra emozione e soddisfazione. Appena dopo il passaggio della fiamma olimpica, oggi sono state finalmente inaugurate. Giornate infinite in Cadore. Ieri una nevicata importante, nel primo pomeriggio l'emozione del passaggio della torcia olimpica, poi l'inaugurazione delle gallerie di Tai e di Valle di Cadore. L'emozione esiste, come esiste emozione in tutte le nostre attività e soprattutto in una giornata come questa che è concomitante con l'arrivo del tedoforo a Cortina, quindi è una data magica che abbiamo scritto il 26 gennaio, in novembre, l'abbiamo scritta in novembre del 2025, abbiamo scritto il 26 gennaio 26 e oggi siamo esattamente a quel giorno. A tagliare il nastro il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Abbiamo detto che le Olimpiadi non saranno solo un grande evento sportivo, ma lasceranno sui territori anche strade, impianti sportivi e stazioni ferroviarie nuove. Solo in provincia di Belluno, qua mi diceva uno dei sindaci che era 30 anni, era da quando era ragazzina che aspettavano queste varianti, queste gallerie per togliere il traffico. Lasceremo anche 4 stazioni rimesse a nuovo a Belluno, a Ponte, a Longarone, a Feltre, altre in Lombardia, la stazione di Trento, quindi non solo i 15 giorni delle Olimpiadi, poi le Paralimpiadi, ma qua per decenni Veneti e Lombardi avranno a disposizione strade, infrastrutture nuove di zecca, quindi veramente non riesco a capire quelli che ancora adesso criticano, polemizzano, contestano. Sono soldi ben spesi che lasciano sui territori tante infrastrutture che serviranno anche per i prossimi 50 anni. 2 opere inserite all'interno della programmazione dei cantieri olimpici gestiti da ANAS che cambieranno la vita del traffico sulla strada statale 51 di Alemagna verso Cortina. Opere che dovevano essere pronte già per i mondiali di sci del 2021 e che invece sono state ultimate solo per le Olimpiadi di Milano-Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio. 2 inaugurazioni molto importanti che rappresentano tra l'altro dei passi importanti nello sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. ANAS ha condiviso con la Regione del Veneto, tra l'altro nei giorni scorsi, un piano infrastrutturale di investimenti in Veneto importante e sono felice di poter collaborare con loro. Il Veneto deve essere protagonista nelle sedi che contano, anche e soprattutto a livello nazionale, anche a livello internazionale, e riuscire a recuperare quanti più investimenti possibili. Seguiranno altre 3 varianti che completeranno la rivoluzione lungo la statale di Alemagna. La variante di San Vito di Cadore, che è stato assicurato sarà pronta entro la fine del 2026, la variante di Longarone, il cui bando è stato emanato solo pochi giorni fa, e la variante di Cortina, di cui si ricomincerà a parlare una volta terminato l'evento olimpico. E Salvini sarà di nuovo presente. Sì, da ministro ovviamente non rilassato come i veneti e i turisti, perché ho l'onore e l'onere di garantire che tutto vada per il verso giusto, però stiamo mantenendo tutte le promesse fatte. Controlli a tappeto del NAS nelle strutture sanitarie del Bellunese, 156 le ispezioni in provincia, 36 segnalazioni per non conformità della normativa vigente, mentre 30 sono state le persone denunciate. Nel complesso si va dalla somministrazione di farmaci scaduti ai maltrattamenti, ai danni di persone fragili, dall'esercizio abusivo della professione sanitaria alla truffa e frode in pubbliche forniture. Noi ci fermiamo qui, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci.